Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda parte del video in cui andiamo a realizzare la bozza grafica con Adobe XD per questo progetto estetista che sto portando avanti. Ok, andiamo avanti velocemente da dove siamo arrivati. Anche oggi non so se riuscirò a finirla tutta, non credo, anche perché tra un po' ho un appuntamento, devo scappare. Non ho l'orologio, ma vabbè, devo scappare, va bene lo stesso. Prima di iniziare però, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like se avete piacere e lasciatemi nei commenti tutte le domande del caso, risponderò molto volentieri e con molto piacere. Ok, ripartiamo da qua, abbiamo creato la Hero Section, abbiamo creato questa sezione iniziale, questa sorta di piccolo About Us, ok? Adesso voglio andare a creare una sezione con 6 card dove andiamo a mostrare i servizi che il sito propone. Quindi ci spostiamo qui, un attimino andiamo a zoomare e vado a selezionarmi il body e vado ad aumentare lo spazio a disposizione, lo aumentiamo anche di un bel po'. Ok, così da poter avere lo spazio sufficiente per queste famigerate 6 card. Dopodiché voglio andare a crearmi uno sfondo per alternare un po' il colore. Quindi cerco di proporzionare un attimino qui. Vedete, 70 e 70. Bellissime queste dinamiche di XD che ci permettono di vedere velocemente i cose, i come, i perché. Trasciniamo questo, togliamo il bordo. Allora lo sfondo è un 1.6, 1.6, 1.6 se non ricordo male, sì. Questo qua lo facciamo invece 13, 13, 13, vediamo come viene, dovrebbe essere più scuro. Quel pochissimo più scuro che ci permette però di vedere la differenza. Aspetta che ho deciso di fare la dark mode, vediamo, si vede? Sì, dai, direi che mi sta bene. Allora, voglio creare 6 schede. Per creare queste 6 schede riattivo la griglia e vado a crearmene una intanto. Quindi mi prendo lo strumento rettangolo e vado a creare un rettangolo con queste dimensioni. Vediamo un po' quanto grande è. 376 x 442. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, perfetto, mi sta bene. Lo posizioniamo qui, ok, 4, 4, 2, andiamo adesso, anzi facciamo 4 e 40 e lo trascino un po' più giù, perché prima voglio farmi i titoli. Allora, per farmi i titoli mi prendo questo, Command C, Command V e me lo porto giù, me lo metto qui al centro, mi chiamo al centro, eccolo qua, ok, perfetto, e questi saranno i nostri servizi. Quindi riprendo lo strumento di testo e qua scrivo servizi o i nostri servizi, insomma, poi valuteremo insieme al cliente cosa scriverci. Lo metto qui e mi prendo questo, Command C, Command V, anche in questo caso me li posiziono di lato, però questa volta è troppo lungo, ovviamente lo faccio un po' più piccolo, lo faccio a metà, quindi 140 facciamo 70, un po', ok, perfetto. Aspetta che zoomo, se no non vedo niente. Allora me ne metto uno qui, ok, e uno di qui, un classico anche questo. Cos'era? 12,5, 10,5 se non sbaglio. Ok, perfetto, bene, mi piace. E qua vado a mettere un po' di Lorem Ipsum, quindi questo era l'H2, mi sta bene anche in questo caso andare ad inserire un altro H2 che vado a mettere qui, lo metto qua sotto. Questa volta però facciamo il testo centrato, vediamo un po', così, ok, un po' più su, sì, ok, salviamo, proviamo a vedere, ok, direi perfetto per quanto mi riguarda. Adesso questo potrebbe stare anche qui come altezza, però secondo me ho necessità di aumentare un po' questo, lo porto fino a qua. Vediamo se riusciamo a far stare tutta la griglia. Allora, questo pezzo qua lo vado a colorare dopo, però dello stesso colore che c'ho qui, che dovrebbe, anzi lo faccio subito tanto. Allora tiro via qua,
riempimento qui era 1,6, 1,6, 1,6, così è più scuro ma si vede, cioè è più chiaro ma si vede, perfetto, benissimo. E qua suonava proprio da Dio, vediamo qua, esattamente a metà vado a crearmi, quindi vediamo un po', 2,20 di altezza per 3,76, ok, perfetto. Tiro via il bordo ma lo lascio pure così questo, mi vado a caricare questa foto che avevo preparato per i servizi e la caccio qui, ok, perfetto, 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 perfetto. Chiudo qua e qui vado a inserire un H3 che non mi sono ancora preparato, quindi vado a prendere un po' di testo e metto il mio H3 lorem, sono indeciso, no, per continuità faccio tutto in maiuscolo, va, lorem ipsum dolor sit ammet, anche in questo caso, che mi verrà grande uguale, immagino, più o meno. Vediamo qua, no aspetta, prima però lo facciamo più piccolo, l'H3 lo faccio di 20 pixel, però se non mi ricordo male anche gli altri li avevo fatti poi un po' più piccolini del previsto, di quello che avevo previsto inizialmente. Allora facciamo, lo mettiamo qui, ok, mi sembra ottimo, e lo vado a mandare a capo, quindi qui, dai, a capo, ok, perché il center l'ho messo di là, beh, a parte che posso anche lasciarcelo, no, invece non lo lascio il center perché ho un'altra idea. Allora, lo faccio così, lo vado a piazzare e lo mettiamo al centro qui. Sto pensando che questa qui potrebbe essere anche più grande come immagine, vediamo un po', sì dai, cioè facciamola più grande, ok, ci sta tutta, ok, ottimo. No, stavo pensando, salvo, che mi piace l'idea di andare a riprendere questo, Command C, Command V, e portarmelo giù e fare lo stesso giochino che ho fatto lì col titolo, cioè metterlo qua così, tipo. Allora vado qua, no, torno sui livelli, prendo questo e basta che lo passo dietro, sì, ok, perfetto. Adesso lo posiziono un po' con i tastini direzionali, vediamo, potrei metterlo qui. Lo farò con un before, un after, tipo, no, con before, con after magari anche no. Ottimo, 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 ottimo. Vediamo, salviamo, e mi piace. C'è l'unica cosa che vorrei aggiungere, un'ombra qui. Allora ci metto un'ombra che secondo me già di per sé così è buona, vediamo se si vede. No, voglio spingerlo un po' più giù. Allora facciamo un'ombrettina un po' più sofisticata, facciamo 12 e qua mettiamo 6, ok, vediamo, sì, va bene, sì, è pochissimo ovviamente, poi è tutto dark, ma secondo me fa un po' di differenza, e direi che me la vado anche a fare un po' più scura, così la vediamo un po' meglio. Adesso sì. Ok, proviamo a vedere. Che dite ragazzi? Ci sta? Sì, ci sta, ci sta. Ottimo, ottimo, perfetto. Benissimo. Allora adesso vado a bloccare questo pezzo di sfondo qui, che nel frattempo... Dove sei? Torna qui. Allora blocchiamo questo pezzo di sfondo qua. Andiamo servizi. E lo andiamo a bloccare, così non si muove più. Questo rettangolo qui è la mia card dei servizi, e anche qua siamo a posto. E poi direi che potremmo andare a raggruppare tutta la baracca, però obiettivamente mi serve fino a lì, perché comunque la posso giocare direttamente con la griglia. Quindi raggruppo, faccio riapparire il mio bel griglione qui, trascino qua e qua, ok, adesso andiamo a riassettarli un attimo e riportarli un attimo al loro posto, vediamo, sì, perfetto, dovremmo esserci. E adesso tiriamo giù un po' qui e anche qua dovremmo esserci, vediamo se qua è il caso di aumentare un po' questo spazio, direi anche di sì, ok, vediamo. Sì, ok, ci sta. No, forse farei un po' meno qua. Allora, prendiamo la griglia
un po' meno, facciamo 25, vediamo se mi piace di più. Devo perdere questo vizio di parlare a bassa voce quando faccio i video, perché sennò poi quando faccio l'editing diventa un massacro, devo stare lì veramente a editare come non ci fosse un domani. Ok, perfetto, mi piace, sono contentissimo, ottimo, molto bene. Allora, adesso andiamo a creare una sezione dove sostanzialmente riprodurremo un effetto fixed background, ok, con un bel titolone H2 e un bel pulsantone. Vediamo se ho scritto giusto. Sì, volevo fare una call to action prima di passare poi a una sezione portfolio, membri del team, anteprima del news e poi andare a vedere il footer, i contatti, insomma ce n'è di roba da fare. Allora, in prima battuta, per poter fare questo, allora la prima cosa da fare adesso è andare a sbloccare questo livello dei servizi, così lo posso rimpicciolire un attimo e va bene, salvo, e adesso vado a recuperare di nuovo il mio bel foglio di lavoro e lo aumento di dimensione. Direi che così va benissimo e possiamo andare a creare il nostro fixed background con il titolo e la call to action. Quindi per fare questo vado a crearmi un rettangolo dove posso creare la maschera. Anche in questo caso la gestione delle maschere, ragazzi, è veramente molto comoda rispetto a star lì a crearsi livelli di varia natura e genere. Questo qui lo chiamo parallax, così me lo ricordo. Ci trascino la stessa immagine della hero section, poi ovviamente le immagini definitive a tempo debito, e la metto qui e mi va benissimo. E questa immagine qua la posso anche già bloccare. Sopra ci vado a fare la copertura, quindi un altro overlay. Non mi ricordo quanto ho messo quello iniziale, però obiettivamente basta sbloccarlo e dare un'occhiata. Vediamo, questo qui era a quanto? Riempimento al 60% di nero, ok, quindi essendo la stessa immagine direi che va benissimo. Ora portiamo questo qua, facciamo il nero e poi lo portiamo al 60%, lo possiamo anche scrivere 60%, fantastico. No, cosa ho fatto? Fermati qui, entro, no, neanche. Allora, ve l'ho già detto che sto lavorando con troppi software di grafica e poi mi perdo sulle cazzate perché non mi ricordo più, perché li confondo le procedure e i meccanismi, una rottura di palle. Vabbè, allora, qua siamo arrivati, quindi questo qui è il mio overlay BG, chiamiamolo così, e all'interno di questo mi vado a copiare l'H2 che c'ho qui, che è grande come questo, potremmo farlo anche più grande. Ora ci metto un titolone come questo, anche se ovviamente non sarà un altro H1, ma ci metto un bel titolone qui, fatto così, perfetto, e mi vado a prendere 1 e 2 come C, Command V, e il pulsantone, e qua andiamo a mettere un altro bel servizietto. Ok, cosa ci possiamo scrivere? Vabbè, intanto mettiamo un classico, un generico call to action, perché è minuscolo. Quando è che nei software fanno, ma forse c'è già, magari sto dicendo una bestemmia, ma non c'è una funzione che mi permette di portare tutto in maiuscolo se scrivo o sbaglio in minuscolo? Ditemelo se c'è, ragazzi, perché io non lo so, non sono così avanti a livello grafico. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Ok, mi piace. Sì, ce l'abbiamo ed è esattamente tutto quello che volevo fino a qui. Vediamo un po' di anteprima, quindi tac. Allora, questo è l'above the fold e ci siamo, perfetto. Scrollo, abbiamo la parte iniziale dove spiego chi sono. Qui andiamo a ragionare sui servizi e ognuno di queste schede sarà uno dei loro 6 servizi che offrono, quindi per il momento li lasciamo così. Qui andiamo un attimino, cos'è questo?
Ah, devo sistemare, ok. Vedete, questa qua è la griglia che ho ripetuto un po' troppo e quindi giustamente sta iniziando una terza riga di card. Bene, allora usciamo da qua e vado a sistemare subito questa cosa qua, che col buio non me ne sono accorto, quindi se vado qui devo tirare, basta che tiro su, ok, e se torniamo di qua andiamo a vedere, non dovrebbe più esserci, vedete, ok, abbiamo recuperato il problema. State attenti quando utilizzate maledizione, questa giuro che la lascio, giuro che non la taglio. State attenti quando utilizzate i ripetitori, perché effettivamente ogni tanto succede che vai a fare queste cazzate qua, non te ne accorgi sulle bozze chiare, ma su quelle scure si fa un po' di fatica obiettivamente. Quindi direi che fino a qui ci siamo. Salviamo, avevo già salvato, perfetto. Allora aumento il foglio di lavoro per il prossimo pezzo, quindi clicchiamo qui. Nel prossimo pezzo voglio mettere le sezioni di portfolio che si vanno a, cioè i clienti soddisfatti, ma più che altro in questi casi qua, più che portfolio è partners, che quasi quasi potrei anche togliere, potrei fare direttamente la sezione con i membri del team. Sì, dai, ci può stare. Allora facciamo la sezione con i membri del team, la sezione con l'anteprima del blog, perché vogliono fare un blog dove spiegano un attimino alcune cosettine, forse faremo anche dei video dove si va a spiegare come si fa a fare determinate cose, eccetera eccetera. Ormai i video, ragazzi, sono il futuro della comunicazione, sono già qui con noi. E poi direi che possiamo fare anche il footer, volendo. Bene, adesso torno un attimino però a salvarmi gli asset che ancora non ho della bozza, quindi vediamo, ci sono dei colori nuovi che sono l'133, l'131313 che prima non avevo, e poi ci sono queste due trasparenze, vabbè, che le posso anche lasciare lì, però obiettivamente mi fregano relativamente. Qui adesso abbiamo l'H2 e l'H3, quindi questi qua li vado a rinominare. No, scusami, cosa sto facendo? Sono scemo. Allora, sì, basta che faccio così, pirla. Allora, questa è add line 2, quindi questo è l'H2, questo da 20 pixel invece è add line 3, è l'H3 e gli altri sono paragrafi. Molto bene, perché ne avevamo due che non mi ricordo? Perché c'era un paragrafo e poi c'era qualcos'altro che avevo scritto con le stesse dimensioni, che non ricordo assolutamente. Va bene, dettagli. Ah, forse uno era il logo. Anche no, vabbè, poca importanza. Ok ragazzi, allora vi chiedo una cosa però, una volta che avete, siccome so che i video di XD vi piacciono particolarmente, allora adesso o faccio un altro video di questi qua dove vado a finire questa bozza qui, ok, terminiamo con la sezione, con le ultime due sezioni che mancano, perché vedo che siamo già a 20 minuti un'altra volta e quindi non mi piace esagerare, già sono tanti da montare lo stesso, oppure potrei anche finirla per i fatti miei, o potremmo pensare poi di fare delle nuove lezioni dove le andiamo a montare a codice insieme. Cioè mi piacerebbe magari pensare che potremmo montarla a codice, poi andare a creare il tema WordPress e fare tutto. Troppa roba. Vabbè ragazzi, anche per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti se è troppa roba, se vi piace l'idea e tutto il resto eccetera eccetera. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille come sempre, see you next time.